Gli imprenditori devono essere degli esploratori, devono tornare ad essere degli esploratori. Beh, assolutamente sì, perché viviamo in un contesto evolutivo estremamente importante, dove un concetto come quello del data driven diventa un concetto fondamentale. Quindi nel potersi, diciamo, riproporre sul mercato per conoscere quali sono i bisogni del mercato, devo necessariamente ritornare a capire cosa vuole il mercato. Farlo come lo facevano appunto gli esploratori, quindi mettendosi in gioco, compiendo degli errori, aiutandosi con le nuove tecnologie che ci permettono però di capire in tempi molto veloci, in tempi molto rapidi, quelle che sono le esperienze del consumatore finale. Quindi un esploratore che diciamo, al contrario di Vespucci o di Cristoforo Colombo, che avevano una bussola e un sestante, hanno la possibilità di avere delle tecnologie come le tecnologie esponenziali, come i big data, che possono essere utilizzati per creare, quando servono, nuove mappe, nuovi modelli per fare nuove esplorazioni. Ecco, l'innovazione passa anche e soprattutto dai processi. Quanta cultura digitale c'è in Italia tra le aziende e nelle aziende? Ma allora, quando si parla di digitale in Italia nelle aziende si parla sempre in modo diciamo abbastanza generico, quindi è vero che c'è di fatto una scarsa cultura digitale, però è anche vero che gli organizzatori di settore, come per esempio Confindustria, è sicuramente un'organizzazione che ha investito molto sulla cultura digitale. Però diciamo questo è un processo che deve partire dalle persone, dagli imprenditori stessi, quindi è un processo di alfabetizzazione digitale che parte da tutti quanti noi. Quindi io penso che in Italia oggi si cominci a ragionare con dei volumi e con dei risultati già molto interessanti. Impresa 4.0 è stato questo, ha permesso alle aziende di portare cultura digitale. Ora bisogna fare un ulteriore salto, cioè quello di capire cosa vuole il mercato, cosa vogliono i clienti e sviluppare quindi prodotti e servizi nuovi. Il digitale è la sfida, perché il digitale ha degli strumenti per poter ottimizzare questo tipo di analisi di servizi. I giovani giocheranno un ruolo fondamentale anche perché creeranno e incarneranno probabilmente delle professioni che ora neanche immaginiamo, quindi copriranno dei ruoli in azienda che ora non ci sono ancora. No, io sono estremamente ottimista su questo, quindi i giovani hanno veramente una grande opportunità. La prima in assoluto è che il digitale o questa rivoluzione digitale sta cancellando le intermediazioni, quindi oggi si stanno riscrivendo nuovi modelli, nuove mappe dove tutti possono diventare protagonisti. Ancora di più i giovani che sono nativamente preposti e sono nativamente abituati a lavorare con gli oggetti digitali, con gli smartphone, con tutti questi device qua. Quindi per i giovani c'è una grande opportunità, sia in termini professionali sia in termini anche personali, perché sempre di più nel fare gli esploratori, come dicevo prima, riscopriremo tutta una serie di cose che riguardano la persona, come il talento, quindi queste abilità nell'andare a riscoprire capacità per mettere insieme più componenti e i nuovi modelli che si stanno affermando sono modelli dinamici soprattutto, che ben si sposano con le nuove generazioni, con i nuovi ragazzi.